Una domenica bestiale cantava qualche anno fa il cantautore melodico Fabio Concato e una domenica bestiale è quella che si appresta a vivere domani l'Agrigento Sportiva. Due appuntamenti che si preannunciano importantissimi anche per l'alta posta in palio. Acragas Calcio e Fortitudo Basket sono arrivati al dunque, alla svolta stagionale. All'Esseneto l'Acragas sfida per la semifinale d'andata il Real Metapontino. In palio la finalissima playoff per un posto nel prossimo campionato di Serie D. In questo caso il regolamento è uguale a quello per le coppe europee. In caso di parità nei due incontri, a proposito il return match in programma mercoledì 6 a Policoro, i gol in trasferta varranno doppio. Nell'Acragas Montalbano ha recuperato Marasco e pertanto potrà disporre dell'intera rosa ad eccezione del difensore centrale Russello, squalificato per un turno. Al suo posto scalpita Tilaro, apparso anche in gran forma. Per il resto in avanti dovrebbero vedersi Marasco con Bernardo e a centrocampo dal primo minuto conferma per Borrelli, uno che dà sostanza nella zona nevralgica del terreno di gioco. Importante per i biancazzurri, come detto, sarà non subire reti in vista del ritorno. Del Real Metapontino sappiamo che è una squadra che subisce poche reti e che verrà all'Esseneto senza due pedine importanti in quanto appiedati dal giudice sportivo. Domani si prevede una ricca cornice di pubblico visto che la prevendita è andata già abbastanza bene. Calcio d'inizio alle ore 16. Nella pallacanestro la Fortitudo sarà impegnata in gara 1 della finale playoff contro la Viola Reggio Calabria. Per la squadra di Gianni obbligo la vittoria per poi cercare di chiudere il discorso già giovedì prossimo a Reggio Calabria. In questo caso i biancazzurri tornerebbero in A dilettanti dopo appena un anno di purgatorio in cadetteria. C'è da dire che la squadra di Gianni in questa stagione non ha mai perso in casa. Il Palamoncada è una sorta di fortino inespugnabile. Sarà anche importante assistere alla guerra in famiglia tra i fratelli Santiago ed Emiliano Paparella, i playmaker delle due formazioni. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, anche in questo caso. Insomma, come abbiamo detto, sarà una domenica bestiale, solo che anziché andare sul lago, si trascorrerà il pomeriggio e la serata tra lo stadio e il palazzetto. La speranza è che alla fine possa essere tutto rose e fiori per i colori della città dei templi.